Ci colleghiamo con Lega Liguria, Fabrizio Graffione, sei in onda. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Anche oggi qui fa molto caldo, siamo intorno ai 31 gradi, il sole picchia, beati coloro che sono nelle nostre meravigliose spiagge da ponente a levante. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro deputato ligure Francesco. Mi devi dare un secondo. Dicevo, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone. Con lui torniamo un attimino sui temi europei, perché vogliamo parlare un attimino di green, eccetera. Ci sono delle grosse preoccupazioni in tal senso, ma ci spiega tutto il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone. Un secondo solo, scusami Fabrizio. Siete in onda? Siete in onda?
Pronto? Dicevo, proseguiamo con il nostro secondo ospite della mattinata. Dopo aver sentito il nostro deputato ligure Francesco Burzone, ora dovremo avere già in linea il nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale. Con lei, prima domanda, parliamo subito della comunità del cibo, una nuova realtà qui in Liguria a sostegno delle nostre tradizioni e delle nostre specificità. Sonia, ci sei? Siamo riusciti a fare collegamento? Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, e ti sento anche molto bene. Ecco, oggi siamo un po' su WhatsApp, non siamo sui telefoni, speriamo di riuscire ad andare avanti col collegamento. Allora, spiegaci un po' di cosa si tratta. Dicevamo, c'è un bando da 30.000 euro per la concessione di contributo alle comunità del cibo e della biodiversità agricolo e alimentare in Liguria. Questa è tutta regionale, va avanti col suo lavoro. È un'ottima iniziativa della giunta regionale e anche del nostro vicepresidente Alessandro Piana, che vuole sensibilizzare il territorio ligure e gli operatori a creare le comunità del cibo. Questo bando che si legge, insomma, il contributo è 30.000 euro, ma si possono creare le comunità del cibo indipendentemente dal partecipare o meno al bando. È uno stimolo per avviare la formazione di queste comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentari, che possono essere composte da agricoltori locali, agricoltori allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane. Insomma, un territorio che vuole difendere la propria realtà legata al cibo, con la possibilità di tutelare la biodiversità propria del territorio ligure e chiaramente si dà spazio alla creatività, alla capacità di fare sistema. È un bando che sicuramente avrà successo e ha dei tempi ovviamente limitati per aderire dal 2 settembre fino al 30 settembre. Trovate sul sito di Regione Liguria tutte le indicazioni e il contributo serve appunto a costituire la comunità del cibo, iniziative di comunicazione e promozione, lo studio e il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare, azioni di promozione per la realizzazione di forme di filiera corta. Noi siamo un territorio piccolo in definitiva, 1.600.000 abitanti, ma c'è una ricchezza, una tale varietà tra la costa e l'entroterra, i nostri piccoli borghi, i nostri piccoli paesi, che sono una ricchezza, un volano straordinario per il turismo, per lo sviluppo economico, e quindi queste iniziative sono un valore aggiunto ad una realtà che negli ultimi tempi, devo dire da quando il centrodestra governa la Liguria, ha avuto un balzo in avanti, perché i nostri ascoltatori, ma la Liguria prima ci si ricordava di lei in qualche modo per le sue caratteristiche, per i suoi cibi, per la sua accoglienza. Insomma, la torta di riso è finita era un po' lo slogan che si ripeteva quando si usciva dai nostri confini. Oggi la terra di Liguria è una terra che è meta di tantissimi turisti, non solo italiani ma anche stranieri, per la bellezza dei sentieri, per tutta l'attività anche sportiva che si può fare, ma per il nostro cibo e la curiosità di andare a capire come certe produzioni vengono realizzate. Io domenica scorsa ero alla Sagra del Turtù a Castelvittorio, insomma, che è una tipica torta stagionale fatta con la zucchina, non trombetta mi raccomando, perché è la zucchina propria di Castelvittorio, quindi bisogna anche stare attenti a rispettare le terminologie. E beh, insomma, già questo è solo un viaggio, andare alle nostre sagre. E quindi benissimo questa iniziativa del Giunta regionale per le comunità del cibo. Allora, cambiamo pagina e passiamo invece al maggiordomo di quartiere. Perché? Perché questa è un'iniziativa ovviamente da diffondere in modo capillare
sul nostro territorio, ma anche perché nel 2019 proprio Sonia Viale, quando era assessore regionale alle politiche sociali appunto per la Lega, aveva promosso questa bella iniziativa per andare incontro alle esigenze delle persone più fragili, dei lavoratori, gli anziani, eccetera. Dico bene, Sonia? Sì, benissimo, ma fu un'intuizione, una sperimentazione. Iniziò nel 2019 in via Luccoli a Genova, c'era una vecchia edicola che adesso non c'è più, però era un punto di riferimento per le persone che vivevano in quel quartiere, ma anche per tutti i negozianti, ad esempio, che avevano necessità lì per lì di andare a posta a ritirare la raccomandata, di fare una piccola riparazione in casa, recuperare la spesa. Eravamo ante Covid, quindi diciamo in un periodo in cui queste cose, no, della consegna a casa, erano un po' lontane dal realtà necessarie che poi abbiamo vissuto successivamente. Il maggiordomo di quartiere è una figura fatta grazie alla collaborazione con delle cooperative molto attive sul territorio, serie, che hanno individuato alcune persone che con delle caratteristiche di essere molto aperte, disponibili, affidabili, per entrare nelle case delle persone, quindi, e fare tutto ciò che sono quelle piccole attività quotidiane che per questioni di tempo i lavoratori e per questioni anche fisici, magari di non potersi muovere liberamente per gli anziani che vivono da soli in casa, erano sicuramente opportune. Una iniziativa che ebbe un successo straordinario, tant'è che venne poi fatto un bando e via via venne realizzato il maggiordomo di quartiere in tante altre realtà della regione Liguria. Oggi abbiamo ben 52 sportelli, tra questi anche quelli diffusi in tutta la realtà ligure. Se i nostri ascoltatori vogliono andare a vedere diciamo dove si trovano questi sportelli, basta andare sul sito di Regione Liguria col motore di ricerca, si digita un motore di maggiordomo di quartiere e devo dire che c'è un grande contributo economico ovviamente di Regione Liguria, ma uno straordinario, diciamo, viene restituito in modo straordinario dal favore di chi si rivolge ai maggiordomi di quartiere. Nel mese di luglio, tra il caldo e la difficoltà a uscire di casa, insomma, abbiamo avuto anche tantissime persone che si sono rivolte a questo servizio, che a questo punto deve essere diffuso ancor più capillarmente. Il maggiordomo ovviamente di quartiere, e già il nome stesso dice che cos'è, e fu un azzardo chiamarlo così, perché poteva anche non essere visto in modo positivo, e invece ha reso l'idea, ha reso il tipo di avvicinamento che si vuole fare con le varie realtà cittadine e dei quartieri e anche dell'entroterra, perché mi ricordo che anche in un piccolo comune dell'entroterra imperiese a Vallebona, ad esempio, ci fu la creazione di questo sportello diffuso, ed era una signora che si recava tutti i giorni nella bottega del paese, l'unica bottega del paese, a fare la spesa per gli anziani che vivono nei carugi, magari non sempre riescono a scendere le scale, a fare i vicoli, e non tutti hanno a disposizione l'Apecar, che è il mezzo di trasporto più diffuso di alcuni paesi del nostro entroterra. Ecco, senti Sonia, allora io prima di salutarti avrei una richiesta. Qua in Lega ti aspettiamo con il turtun di Castel Vittorio, con la famosa, fatto con la famosa zucchina speciale veramente di Castel Vittorio. Mi raccomando, Sì, ci teniamo. va bene. Mi prendo l'impegno. Allora, grazie ancora, ti saluto, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao Sonia. A tutti un caro saluto. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale, e per il momento da Genova, dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.